La commissione parlamentare d'inchiesta, cosiddetta commissione ecomafia, che indaga sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sugli illeciti ambientali a essi correlati, ha svolto ieri ad Agrigento il sopralluogo al depuratore del quartiere di Fontanelle, zona nord della città. L'obiettivo è svolgere sopralluoghi per approfondire le criticità relative alla depurazione delle acque reflue, tema su cui la Commissione sta conducendo un'inchiesta. Sul posto Luca Bizziarelli, vicepresidente della Commissione Ecomafie, Caterina Licatini, deputata del 5 Stelle, Pietro Lorefoce, senatore di 5 Stelle, accompagnati dai commissari di Girgenti Acque, dai carabinieri del nucleo Centro Anticrimine e Natura, guidati dal tenente colonnello Vincenzo Castronovo. I sopralluoghi saranno dedicati a siti interessati da procedure di infrazione europee per depurazione carente o mancante o a impianti industriali significativi e prossimamente si occuperà anche degli altri, in particolare di quello che dovrà sorgere nei pressi del fiume Naro e alimenterà anche il comune di Favara. C'è molto da fare, ma in una situazione in cui l'80% dei comuni siciliani sono in infrazione, ci sono anche delle località che stanno tentando con fatica di mettersi a norma, investire. Ci veniva detto dal commissario che ad esempio pur gestendo una realtà che può far conto soltanto sugli introiti del pagamento del canone da parte degli utenti, si sta cercando anche qui di ragionare per migliorare la situazione. È fondamentale che i cittadini capiscano che è un servizio fondamentale che quando c'è ovviamente va migliorato e che è anche credendo nelle istituzioni, nella presenza nostra e nel lavoro collettivo si può comunque superare la situazione, non rassegnarsi a qualcosa che è indegno per i cittadini siciliani che meritano sicuramente di più. Non solo in provincia di Agrigento ma in tutta la Sicilia. Difatti questa è la terza missione. La commissione d'inchiesta Ecoreati ha dedicato una missione alla depurazione, al ciclo delle acque reflue in Sicilia. Non poteva mancare una visita ad Agrigento. Come sapete i depuratori sono appunto affidati a un commissario. Stiamo visitando questo, ma stiamo seguendo l'intera area, i 4 depuratori, quello che dovrà sorgere nei pressi del fiume Naro e che permetterà anche di dismettere l'attuale e collettare anche Favara, e quindi stiamo con un'attenzione particolare. Ci sarà una relazione conclusiva e anche una specifica per la situazione di Agrigento che seguiamo con particolare interesse.